Siamo al Conference Center di Portocervo per la serata finale della 6ª edizione del Classical Music Festival Costa Smeralda, una serata che si chiuderà con un concerto dove la protagonista sarà la flautista internazionale che il mondo ci invidia, la mandalinina Silvia Careddu. La serata che sarà tutta incentrata su canzoni di Mozart per flauto e orchestra. Si è appena concluso questo bellissimo concerto che ha chiuso l'ennesima edizione di questo spettacolo che ogni anno il Consorzio Costa Smeralda regala al pubblico. Sono qui in compagnia del direttore artistico nonché primo violino Guglielmo De Stasio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. Buonasera, signor Mike. Allora, intanto complimenti perché è stato uno spettacolo veramente unico, dei musicisti veramente bravi. Grazie. Molto gentil. Sì, l'orchestra è formata da parecchi giovani, anche sardi, per dare appunto l'opportunità di mettersi a fare esperienza con i più grandi musicisti solisti, e poi ci sono quelli un pochino più maturi che vengono dalle più grandi orchestre italiane. Insomma, sì, abbiamo visto dei giovanissimi, compresa il clavicembalo, riprendi, guarda il giovanissimo, come si chiama? Stefano Melis. Complimenti Stefano, Mi ricorda qualcuno. Sì, vagamente. Complimenti. Quindi devo dire, è stato un successo questo. Sì, questa è la 7ª edizione e grazie al Consorzio Costa Smeralda ogni anno ospitiamo sempre i più grandi solisti in assoluto. Diciamo che poi la perla è stato nel 2018, quando abbiamo avuto addirittura Marta Argerich, che è la più grande pianista di tutti i tempi, e diciamo che non è così facile averla, per avuto Pogorelic, Nakaryakov, Boldacev, insomma tutti i più grandi. E quest'anno abbiamo concluso con appunto Silvia Careddu. Io direi Silvia Careddu, la chiamiamo perché era la protagonista di questa ultima serata. Vieni Silvia, ci doveva essere un pubblico ad applaudirvi, ma li facciamo noi. Ciao Silvia, complimenti. Buonasera, grazie. Posso rivelarti una cosa? Io ho passato la serata ad ingoiare per non commuovermi, perché non lo so, le voglio tanto bene. Io ero emozionata più di voi perché vedevo facce della famiglia, non solo familiare, ma proprio di persone care come te. Poi c'era insomma tante persone, parenti, amici venuti dalla Maddalena. Ho già fatto i complimenti al direttore artistico e a tutti i musicisti, grandissimi, bravissimi. Sì, e giustamente affiatatissimo. Che condivide il piacere di suonare con le persone che invitano, una tra le quali ero io, e quindi mi hanno dato energia. Già per la seconda volta che suoniamo insieme ed è una consolidazione di energie uguali che vanno nella stessa direzione, e quindi sul palco si crea. Io in apertura ho parlato di Mozart, ma c'era anche tanto Vivaldi. Sì, Vivaldi è stato il maestro di tutti. Tutti, qualunque cosa si dica, anche di Bach, di tutti, quindi era per noi è energia pura Vivaldi, quindi farlo poi sul palco tra italiani non ce n'è per altri. Sì. Sarò io un po' troppo attaccata alle No, vabbè, diciamo origini, che tu adesso vivi a Parigi, però sì, come hanno più volte ricordato la stampa, tutti tu hai suonato nell'orchestra di Vienna, di Berlino, eccetera. Insomma, è un gioiello questa ragazza, è un gioiello, vero maestro? Assolutamente sì, assolutamente sì.
Noi è da prima del Covid che l'avevo invitata, poi c'è stato appunto il Covid che ha bloccato e poi dopo le date non riusciamo mai a farle coincidere, ma finalmente un'eccellenza italiana, un'eccellenza sarda che nel mondo si va veramente, ci porta il nome dell'Italia e della Sardegna Assolutamente. a altissimi livelli. E visto che ha nominato la Maddalena, io vorrei fare una proposta qui che io so che lei condivide, portarvi, non solo lei, anche voi, alla Maddalena l'anno prossimo. Lanciamo un appello all'amministrazione, ci sarà forse un'altra amministrazione, non lo sappiamo, siamo sotto elezioni, però chiunque, la musica, no, nel senso che dovremo trovare degli interlocutori per portare questo spettacolo. È bellissimo, io già ti vedo al Teatro dei Colmi d'estate, un bellissimo teatro, un anfiteatro, panorama meraviglioso, suggestivo, perché è bello anche perché io dico sempre, noi ascoltiamo tanta musica bella, brutta, leggera, pop rock, però